Piccole a chi? Può essere questo lo slogan della sfida tra Lions Club e Facete Largo, che di certo non hanno iniziato con i favori del pronostico, ma che hanno migliorato molto strada facendo. E stasera sono al bivio perché conquistare 3 punti significa lasciare la parte più bassa della classifica per continuare sempre passo dopo passo a nutrire qualche sogno. Buonasera dal Circolo Stella Azzurra, settima giornata della Serie A2 Lega Calcio a 8 girone Stella Azzurra. Benvenuti al Lions Club, Facete Largo. Tanto qui c'è un altro fallo, non si è concretizzato il vantaggio del Lions, che dunque ripartirà da un calcio di punizione. Poi perde il pallone, allora prova a ripartire Patriciani. Patriciani si accentra, va al tiro Patriciani e riesce a bloccare De Angelis. Ottima l'azione del numero 7 del Lions. Ora in avanti il Lions, ancora con Patriciani che va ancora al tiro e poi arriva la deviazione di Foti, probabilmente decisiva, ha spento così il tiro del numero 7 del Lions. Corner battuto adesso dal Lions che arriva al gol con il suo numero 7, con Daniele Patriciani. Arriva il pareggio del Lions ed è 1-1 del Lions che lo porta avanti con l'autore del gol del pareggio, Patriciani, messo a terra. Riconquista palla adesso Patriciani e va ancora al tiro. Questa volta però il tiro è largo rispetto alla porta difesa da De Angelis. Arriva adesso il pallone a Patriciani, poi Re va al tiro e va a bloccare il pallone Luca De Angelis.